Era stata curata dolorante dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Padova, da dove era stata dimessa con una prognosi di 8 giorni, la giovanissima vittima di una vera e propria spedizione punitiva trasformatasi in rapina. I fatti risalgono allo scorso 3 maggio. La giovanissima partecipa con migliaia di persone alla perishow ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. Qui viene individuata da 3 ragazze, identificate dai carabinieri della compagnia di Cittadella, che hanno messo a punto un piano per vendicarsi della vittima ritenuta una rivale in amore. Dopo averla circondata e isolata, le 3 hanno dapprima iniziato a offenderla per poi cominciare a picchiarla con calci e pugni, afferrandola per i capelli e strattonandola, facendola cadere a terra, dove le hanno anche rubato il telefono cellulare e la borsetta con all'interno del denaro. Dopo essere stata medicata, la giovanissima ha presentato denuncia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Padova e dalla Procura per i minorenni di Venezia, hanno permesso ai carabinieri di individuare le 3 bulle, tutte residenti in provincia di Padova. Si tratta di una 19enne e di 2 giovani minorenni che sono state denunciate per rapina aggravata in concorso.